28 giugno 1712. Nasce a Ginevra Jean-Jacques Rousseau, scrittore e filosofo, destinato a influenzare profondamente il pensiero europeo, lo sviluppo delle teorie socialiste e la pedagogia moderna. La sua filosofia è riassunta nella celebre frase contenuta nel suo capolavoro Contratto sociale: l'uomo è nato libero, ma ovunque è in catene. Secondo Rousseau, la natura umana, in origine positiva e autoconservativa, si logora al contatto con una società basata su una gerarchia soffocante, in cui perde lo scopo originario per compiacere e subire la volontà di chi detiene il potere. Rousseau ha un ruolo importante anche nella scrittura dell'enciclopedia di Diderot. Il suo trattato pedagogico Émile descrive un programma educativo ideale finalizzato a preservare quanto più possibile l'originaria bontà dell'essere umano. Rousseau muore nel 1778.